Grazie. Adesso chiede di intervenire il deputato Giancarlo Galan. Prego, ne ha facoltà. Lo dico subito, Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento, ma lo farà senza entusiasmo alcuno, sia per quello che c'è, per come è scritto, sia per quello e soprattutto per quello che non c'è. Dunque c'è un articolo 1 in cui si sana una situazione incresciosa determinata dal governo precedente, in cui si assicurano ai dirigenti già vincitori di un concorso le necessarie sacrosante salvaguardie e soprattutto si dà continuità agli atti amministrativi, stabilendo che, ci mancherebbe altro, quello che hanno posto in essere gli stessi dirigenti nominati in quei concorsi resta valido, si sarebbe altrimenti creata la confusione più generale. Quindi come si fa a votare contro un provvedimento del genere? È doveroso, era doveroso non fare l'errore più che sanarlo, ma visto che lo si sana noi saremo dalla parte di quelli che lo sanano. L'articolo 2 ci vede maggiormente d'accordo. L'articolo 2 sana un'altra situazione che si era venuta a creare. Alcune regioni non hanno fatto la gara Consip. E che cos'altro restava da fare se non rinviare i termini? In questo siamo maestri. Anche questo governo, devo dire, dopo i roboanti annunci della prima conferenza stampa, quella dei pesci rossi per intenderci, si sta distinguendo per la capacità di rinviare i problemi anziché affrontarli. Evita anche questo, quindi anche questo articolo 2, un grande pregiudizio per l'anno che è in corso. Ma è quello che non c'è che ci preoccupa e ci addolora. E quello che manca in questo decreto governativo è la soluzione ai cosiddetti quota 96. È una soluzione doverosa, onesta, leale, dovuta, eppure neppure una parola. Non si è trovato il modo di inserire entro il 1° settembre, e questa è l'ultima data possibile, nonostante assicurazioni del sottosegretario Reggi a nome del governo, non si è trovato il coraggio, la forza, io non so come chiamarlo, di sanare qualcosa che la riforma Fornero aveva, di un diritto che la riforma Fornero aveva leso. Quindi il diritto di andare in pensione per quasi 4.000, poco meno di 4.000, che ne hanno diritto, non è stato tutelato da questo governo. Ora c'è spazio soltanto fino al 1° settembre, ma intanto una grave lesione c'è stata e non sembra di vedere all'orizzonte grandi promesse, grande volontà politica da parte del governo di venire incontro a questa sacrosanta esigenza, sulla quale peraltro tutte le forze politiche in commissione e anche non solo, almeno a parole, si dichiarano favorevoli. Si dichiara favorevole ovviamente anche il sottoscritto a nome del suo gruppo, che ha presentato anche un disegno di legge. Ora, se c'è la volontà politica i tempi si trovano, se questa volontà invece non c'è, se c'è invece la volontà di ostacolarla, quando anche le coperture finanziarie sarebbero facilmente ritrovabili in quell'assoluto privilegio che lo Stato fa un'azienda dello Stato contro la concorrenza, e cioè le poste italiane, probabilmente per venderle a un prezzo maggiorato a chi se la ritroverà poi sancita dalla Unione Europea. Ecco, se si vuole trovare una soluzione entro il 1° settembre, bene, ci sarà il nostro appoggio più totale. Per quello resta soltanto un appoggio quasi dovuto, perché altro non si poteva fare, a un provvedimento tutto sommato modesto.